Non ho parole. L'unica cosa che voglio dire a Onichini è di non mollare e di continuare a combattere, perché la difesa a casa tua, a casa mia, è sempre legittima. L'assessore regionale della Lega, Roberto Marcato, sceglie un messaggio su Facebook per esprimere tutta la sua solidarietà a Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, condannato in appello a quasi 5 anni di carcere per aver sparato e ferito un ladro mentre stava scappando dopo aver rubato nella sua abitazione. Pochi minuti dopo la sentenza, anche i parlamentari veneti della Lega sono intervenuti sul caso Onichini con una nota congiunta. Non possiamo che commentare negativamente la conferma della condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, che accusa Onichini di tentato omicidio, una sentenza incomprensibile che minerà ancor di più la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia italiana. Le leggi, le scrive il Parlamento, e andrebbero semplicemente applicate. Per la Lega il diritto alla difesa proprio e della propria famiglia è un diritto imprescindibile. A lui e a tutti i suoi parenti va la nostra vicinanza e totale solidarietà, scrivono i deputati e i senatori veneti della Lega. Durissima la presa di posizione del sindaco sceriffo di Albettone, Gio Formaggio, che chiede una medaglia per Onichini. Formaggio definisce la condanna come una sentenza politica. Una persona come Walter merita una medaglia e le scuse da parte dello Stato che non è riuscito a fermare un delinquente, dice il sindaco.